Amici di Bisceglie in diretta, siamo qui in redazione in via Virgilio 12 a Bisceglie per una grandissima esclusiva. Siamo riusciti a intercettare niente po' di meno che il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e siamo pronti per intervistarlo. Seguitemi. Welcome, Mr. President. Hi, Victor. Hi. Presidente Obama, una grandissima emozione per noi poterla intervistare. Noi abbiamo già preparato le domande in modo che il nostro Presidente possa rispondere in italiano per quello che è l'italiano che ha imparato, però ha migliorato recentemente nella sua visita a Roma. Presidente, lei è stato a Bisceglie, ha potuto assaporare i sapori, i gusti della nostra città, del nostro cibo. Che impressione ha avuto di Bisceglie? Buongiorno a tutti gli amici biscegliesi e in particolare i followers and web navigator of the website Bisceglie in diretta. This city is very fabulous, and I like that many like kind of the pasta, Italian very good, and what's the name of glass gelato, Sospiro? Sospiro, yes, is very fantastic little cake. I like definition of that kind. Yes. Bisceglie in diretta, onorata di poter scambiare qualche chiacchiera con il Presidente Barack Obama. Presidente, noi speriamo che lei possa seguire il nostro sito che sta avendo un bel successo non solo a Bisceglie, abbiamo molte visite dagli Stati Uniti. Vuole rivolgere un saluto ai lettori di Bisceglie in diretta e soprattutto ai cittadini di Bisceglie? I speak a few of Italian language and I'll try. And my housewife Michelle, mia moglie, segue moltissimo www.bisceglie in diretta, un sito, website very organized, molto organizzato, and ricco, very rich of the kind of notice in the many sectors like sport, like actuality, like political, and but is less in political foreign, politica estera. Spero, I hope that the better times, nel miglior dei modi, nel minor tempo possibile, che possiate anche menzionare la nostra America, di concerto con l'Italia e soprattutto con Bisceglie City, yes. Grazie al Presidente Barack Obama, un grandissimo onore per noi averlo avuto in redazione con Bisceglie in diretta.